Gloria al Signore. Leggeremo un salmo, Salmo 103. Gloria a Gesù. Salmo 103. Sono 22 versi. Alleluia. Se l'avete trovato, inizio a leggere. Dio sia lodato. Amen. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni, egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri, e fate ciò che egli gradisce. Benedite il Signore voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Amen. Amen. Fin qui la lettura, accomodatevi pure. Gloria al Signore. È un salmo di Davide, che Davide compone, credo per desiderio profondo di lodare il Signore. Esprimono questi versi proprio il desiderio di Davide di benedire il nome del Signore. E io desidero che questa mattina ognuno di noi possa avere lo stesso desiderio, ma non solo in questa mattina, ma ogni giorno della nostra vita. Amen. Benedici, anima mia, il Signore. È come se parlasse a se stesso, parlando alla propria anima. È come se facesse un esame di se stesso, del suo rapporto con Dio. Io credo che dobbiamo pensare a quello che è il nostro rapporto con Dio. Non solo pensare, riflettere sul nostro rapporto con Dio, ma anche
pensare, ricordare e non dimenticare tutti i benefici che abbiamo ricevuto da Dio. Sapete che l'uomo è facile a dimenticare, soprattutto il bene che riceve. Il male ce lo ricordiamo sempre, le offese ricevute, quelle ce le ricordiamo, no? Però il bene, quello ce lo dimentichiamo. Anima mia, benedice il Signore. E Davide dice: e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Tutto quello che è in me. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, vero? Con tutto te stesso, con tutto quello che è in te, tutto quello che è in me. Anima mia, benedice il Signore. Alleluia. Benedici il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Non so da quanto tempo conosciamo il Signore, chi da poco, chi da tanto, ma credo di poter dire una cosa che è una verità. Il Signore ci ha dato dei benefici, vero? Amen. Ci ha concesso benedizioni, ha risposto alle nostre preghiere, o no? Amen. Ci ha concesso, ci ha dato quanto abbiamo chiesto e quanto non abbiamo chiesto. Amen. Amen. Alleluia. E possiamo tutti dire: fin qui il Signore ci ha soccorsi. Fino a questo momento il Signore è stato fedele. Amen. Alleluia. Dico una cosa a tutti noi: il Signore è stato fedele, è fedele e sarà ancora fedele. Amen. Ma noi vogliamo prendere l'impegno verso di Lui, un impegno che si rinnova quotidianamente. Noi non possiamo prendere impegni, non siamo capaci di prendere impegni. Vorremmo essere così determinati e dire: Signore, io ti servirò tutti i giorni della mia vita. Sì, lo diciamo, però è buono, sapete, ogni giorno rivolgersi a Dio e dire: Signore, io ti ringrazio e ancora oggi voglio esserti fedele. Amen. Il futuro non lo sappiamo. Noi vorremmo essere fedeli al Signore, vero? Amen. Ma pensate, tutti quelli che pensavano di essere forti sono poi caduti. E purtroppo ne conosco tanti che nonostante l'impegno di fede si è venuti meno. Alleluia. Ma Dio è misericordioso. Lo abbiamo letto. E Davide conosce una parte del carattere di Dio e lo descrive in questo salmo. Egli è ricco nella misericordia. Amen. È lento all'ira, è ricco in misericordia. Un altro aspetto del carattere di Dio è come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Non possiamo che dire amen. Io da parte mia posso dire solo amen. Veramente, come un padre è pietoso verso i suoi figli. Alleluia. Riflettendo come genitori, non sempre riceviamo quello che vorremmo dai nostri figli, vero? Però ogni volta che i nostri figli hanno bisogno, noi ci siamo. È vero? Perché amiamo i nostri figli e perché il nostro amore è così tale da passare sopra anche alle offese che riceviamo come genitori. Ecco questa similitudine, come un padre è pietoso verso i suoi figli, così il nostro Dio è pietoso verso di noi. Amen. Gloria al Signore.
benedici anima mia il Signore. Ecco i motivi. Davide trova dei motivi. Intanto egli perdona e non parla al passato, mi ha perdonato, ma proprio Davide scrive egli perdona, parla al presente e mi fa capire che come ha perdonato nel passato continua a perdonarci e noi lo sperimentiamo ogni giorno, vero il suo perdono? Amen. Egli perdona tutte le tue colpe. Sta parlando all'anima sua, ma noi riscontriamo questo in noi stessi, vero? Egli perdona tutte le mie colpe. Questo è uno dei motivi. Poi un altro motivo, risana tutte le tue infermità. Risana tutte le tue infermità. Le infermità, gloria a Dio, non sono solo fisiche. Grazie a Dio egli guarisce. Amen. Ancora oggi ci sono dei miracoli di guarigione, gloria a Dio. Ancora oggi. Perché Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Ma ancora più delle guarigioni fisiche, sapete, è più importante la guarigione dell'anima. Molte anime malate si rivolgono a medici che non sono in grado di guarirli. Ma noi abbiamo conosciuto uno che è il dottore dei dottori, il medico per eccellenza, colui che ha una parola che può guarire l'anima. Amen. Il suo nome è Gesù, parola di Dio vivente. Egli risana tutte le tue infermità e chi ha fatto questa esperienza lo può testimoniare. Quante volte la vita ci ha atterrato, quante volte abbiamo fatto esperienze nella nostra vita che ci hanno completamente deluso e feriti interiormente. Abbiamo cercato un rifugio, un riparo, chi negli amici, che negli affetti. Sembrano un po', in qualche modo, tamponare il nostro bisogno, ma più di tanto non possono fare. Ma chi agisce profondamente, chi risana tutte le nostre infermità, è il Signore, che può guarire e dare all'anima quello di cui ha di bisogno. Amen. Alleluia. Salva la tua vita dalla fossa. E quante volte ci siamo trovati come in una fossa? Il peccato ci ha messo in una fossa. Il peccato distrugge la dignità dell'uomo, abbassa l'uomo. Dio ci trae fuori da quella fossa di perdizione e ci ridona la dignità che abbiamo perso a causa del peccato. Amen. Amen. La conseguenza del peccato è anche la morte, è scritto. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Alleluia. Perdona tutte le colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore ci fa ringiovanire. Ma com'è possibile? Torniamo indietro col tempo? No. Ma le forze di chi spera nel Signore non si esauriscono. L'esempio dell'aquila è calzante, perché a quanto ho letto, lo potete leggere in qualsiasi enciclopedia, anche su Google volendo, a un certo punto della sua vita, della sua esistenza, l'aquila sente il bisogno di scagliarsi col becco nelle rocce, perché
ha accumulato una serie di scaglie che gli impediscono di mangiare bene, gli procurano sofferenza. A un certo punto si scaglia contro le rocce, ma in un modo violento che gli procura anche dolore. Finché poi tutte le scaglie vanno via e si alza in volo. Pare che da studi scientifici recupera 30 anni di vita, continua a vivere per altri 30 anni. Ecco l'accostamento, di fare ingiovanile come l'aquila. Amen. Cioè ti dà forze per andare avanti. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, camminano e non si stancano. Amen. Gloria al Signore. Ma il dolore che ha provato l'aquila è il dolore che possiamo provare anche nelle circostanze, nelle prove della vita. Le prove ci servono perché sperimentiamo la fedeltà di Dio. Amen. La liberazione che viene da parte del Signore. E dopo il dolore patito possiamo dire grazie Signore. Ecco perché l'Apostolo scrive: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza produce in voi l'opera sua. Amen. Amen. Quindi gloria a Dio anche per i dolori che possiamo patire, per le prove, per le difficoltà della vita, perché se tutto è sotto il suo controllo ci produrrà un beneficio. Amen. Gloria al Signore. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Alleluia. Possiamo dire amen. Amen. Agisce con giustizia il Signore. Io credo che tutto quello che fa il Signore è giusto. Tante volte prima, quando ero più giovane, in un certo senso mi ribellavo, non cercavo di capire il Signore, ma perché hai fatto questo, perché hai permesso questo, perché non hai visto che, non vedi come se io dovevo dare lezioni a Dio, no? Grazie a Dio poi il Signore ci piega, e riconosciamo che tutto quello che fa Lui è giusto. Passa del tempo, però poi le risposte arrivano e ritorno in te. Ah, ecco perché, Signore, perdonami, non l'avevo capito. Gloria al Signore. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Alleluia. Non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Ci sono una serie di descrizioni del carattere di Dio. È come se Davide conoscesse profondamente Dio. Tanti anni che conosco il Signore, ma non ho smesso di conoscerlo, voglio conoscerlo ancora. Non so voi. Amen. Amen. È difficile dire io conosco il Signore. Mi viene più facile dire ho conosciuto il Signore, conosco una parte della sua misericordia, della sua bontà, ma dentro di me io so che c'è molto e molto e molto e molto di più. E voglio conoscere ancora di più il Signore. Lo vogliamo conoscere di più il Signore? Alleluia. E come puoi conoscere di più una persona se non gli stai vicino? Se non lo pratichi, se non gli parli, se non lo ascolti, se non lo conosci nel suo carattere, nei suoi lati. Gloria al Signore, vogliamo imparare a conoscere il Signore. Alleluia. C'è un invito ancora a benedire il Signore. Alleluia, benedite il Signore voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidiente alla voce della sua parola. Persino agli angeli si rivolge. Davide, benedite voi suoi angeli, il Signore. Alleluia. Ed è bello pensare che queste sedie vuote siano occupate da angeli. Alleluia. Mi prendete per pazzo? Mi piace pensarlo. Che con noi ci siano anche gli angeli.
mentre celebriamo il nostro culto al Signore, ci siano gli angeli. Oltre a esserci anche la sua meravigliosa presenza. Soprattutto. Amen. Alleluia. Benedite il Signore, voi suoi angeli, benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete i suoi ministri e fate ciò che egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue. C'è un desiderio in Davide. Dice: in tutti i luoghi del suo dominio si benedica il nome del Signore. Alleluia. C'è un desiderio ancora nel nostro cuore, come credenti, come figli di Dio, come Chiesa del Signore. Tutta Vittorio Veneto benedica il nome del Signore. Tutta Vittorio Veneto e i dintorni. Per non allargarci troppo, rimaniamo nella nostra zona, ma verrà il giorno che tutto il mondo benedirà il nome del Signore, che tutti riconosceranno che Dio è solo l'unico e vero Dio, che ha mandato il suo figliuolo, amen, a salvare l'umanità. Gloria al Signore. Ma quello che ancora ha spinto Davide a scrivere questo salmo, che non fa altro che lodare il Signore e spingere se stesso anche a benedire il nome del Signore, deve essere un sentimento, un desiderio presente in ogni credente, riconoscente a Dio per tutto quello che ha ricevuto da Lui. Amen. Gloria al Signore. Spesso ci troviamo anche in chiesa, quando c'è da lodare il Signore, da benedire il suo nome, troviamo come un blocco dentro di noi. Non sappiamo dire gloria a Dio. C'è un impedimento in noi che non ci permette di dire gloria a Gesù. Voglia il Signore spezzare ogni catena. Amen. Vogliamo poter dire in tutta libertà: anima mia, benedice il Signore. Io ti rendo lode, o Padre. Gesù una volta pubblicamente rese lode al Padre. In una preghiera gli venne di pregare il Signore mentre tutti lo vedevano. Io ti rendo lode, o Padre, Dio del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Amen. Alleluia. Dio è buono. Scopriamo la sua bontà. Se scopriamo la sua bontà, non ci staccheremo più da Lui. Siete d'accordo? Io ho sempre quell'immagine di Giovanni che stava appoggiato sul seno di Gesù, tanto da suscitare anche invidia agli altri discepoli. E un giorno gli dissero a Gesù: ma Signore, di lui che sarà un giorno? Ma a voi, quello che sarà di Giovanni è di Giovanni. Ciascuno deve amare il Signore. In fondo il significato è questo. Dobbiamo cercare il nostro rapporto con Dio e coltivarlo. E più amiamo il Signore, più non faremo altro che amarlo di più. E che più ti innamori di Gesù, e più sei innamorato di Gesù. Amen. E più ti rendi conto che il Signore non è una religione, né una denominazione, né una chiesa. Il Signore Gesù è il mio Salvatore, io posso dire. Amen. Amen. È colui che mi ha liberato e mi ha dato vita. E mi ha promesso vita eterna. E so che se sarò fedele fino alla fine, avrò vita eterna. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore.
Possiamo dire come Davide, anima mia, benedice il Signore, Amen. e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Nel 2021 il Signore ci ha concesso tanti benefici. Forse non ce ne siamo resi conto. Ma come c'è stata la pandemia? Grazie a Dio siamo qui, o no? Amen. Molti non sono più con noi, ma grazie a Dio noi siamo qui. Amen. Ed è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, vero? Alleluia. Ma le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Alleluia. Grande è la sua benignità. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, sorelle, gloria a Dio. Vogliamo chinare il nostro capo. Vogliamo dire come Davide, anima mia, benedice il Signore. Amen. Alleluia, Gesù. Alleluia, gloria a Dio, anima mia, benedice il Signore.